L'alimentare, l'agroalimentare, diciamo nel campo più ampio, ma poi c'è la meccanica, c'è il sistema della meccatronica, il sistema delle automazioni, macchinari, insomma noi il furniture, quindi la parte diciamo dei mobili, l'arredamento, sono veramente tanti settori che possono in un certo senso essere colpiti. È lungo l'elenco dei comparti che a nord-est potrebbe subire ripercussioni dalla nuova possibile strategia economica del neopresidente USA Donald Trump, che per tutta la campagna elettorale ha parlato di dazi per le merci provenienti da fuori confine, in particolare da quei paesi che sono in attivo nella bilancia commerciale. L'Italia è prima in Europa con 44 miliardi di dollari. Se Trump dovesse veramente esercitare quello che ha detto in campagna, nella sua campagna elettorale, cioè una politica di dazi del 10-20% sui prodotti, sarebbe un problema per noi. E se dovesse tra l'altro anche esercitare una politica dei dazi differenziata tra Cina e altri paesi, sarebbe ulteriormente un problema per noi. Cina che sta accelerando sull'auto elettrica, così come gli Stati Uniti, dove il patron di Tesla, Elon Musk, è stato il principale sostenitore di Trump. L'automotive europea è nel mezzo, con i colossi Stellantis e Volkswagen in affanno, ombre che si allungano su tutta la filiera che in Veneto vede decine di realtà. Le transizioni, che sono dei cambiamenti, in questo caso sono cambiamenti fortemente radicali, costano. Costano nei termini non solo economici, ma costano nei termini sociali, perché ci sono delle fabbriche che a questo punto non riescono ad avere questo cambiamento così radicale in un tempo che glielo consenta di poter ripresentarsi sul mercato, e questo costo è un costo sociale. Prospettive dure, con l'Europa chiamata a decidere in fretta e formulare una nuova politica industriale, come auspicato nelle scorse ore a Budapest davanti ai leader UE dallo stesso Mario Draghi. L'elezione di Trump, insomma, deve servire da accelerante. L'Europa ha l'energia al suo interno per reagire quando è messa in condizione di necessità, e non c'è dubbio alcuno che questa è una grandissima condizione di necessità.